Corriere del Veneto, domenica 27 settembre 2020. Istruzione e società. Il capitale umano sostenibile. Da una parte c'è la povertà educativa negli anni dell'infanzia e della prima adolescenza, che priva le giovani generazioni del diritto all'apprendimento, gioco, educazione, cultura. Open Police dice che nel 2018 il 7% delle famiglie italiane era in povertà assoluta, cioè senza possedere le risorse per avere un livello di vita accettabile. Ma questo valore saliva al 9,7%, all'11%, al 19,7%, rispettivamente per le famiglie con uno, due o almeno tre figli minori. Save the Children, nel suo Atlante dell'infanzia a rischio 2019, segnalava da parte sua che il 14,8% dei minori in Veneto sperimentava una vita in povertà relativa, ovvero quei minori vivevano in famiglie prive delle risorse per accedere a opportunità e servizi offerti sul territorio. È un valore inferiore al 22% rilevato a livello nazionale, ma resta un dato deprimente. Da noi nascono sempre meno figli e ai pochi che ci sono non riusciamo a dare nemmeno un livello minimo di ricchezza educativa, a prescindere dalla famiglia di origine. Dall'altra parte c'è la città alfabetica, in cui la vocazione di ogni area è cristallizzata nei piani di organizzazione urbana, sempre meno capace di combinare le esigenze, a volte contrapposte, tra ciò che è immobile, come gli spazi, ciò che è mobile, capitali, lavoro, mercati, e ciò che è ipermobile, gli abitanti delle regioni urbane. La qualità e la densità delle relazioni e dei flussi tra queste componenti possono trasformare intere città, singoli quartieri o piccoli borghi in un autentico laboratorio a cielo aperto per generare capitale umano, creando occasioni di apprendimento non formale nel lavoro e nella società e informale nella vita quotidiana, rese accessibili in modo capillare e democratico. Tra questi due estremi, le occasioni di apprendimento nei primi anni di vita e gli spazi urbani come laboratori a cielo aperto per generare capitale umano, ci sono i ben noti punti intermedi sui quali, anche su queste colonne, ci si confronta e si fanno proposte. Qual è il capitale umano che serve veramente per accompagnare le esigenze economiche e sociali del territorio? Quali sono le responsabilità delle istituzioni che lo devono formare e manutenzionare nel tempo, in linea con le traiettorie dell'innovazione? Come devono essere e cosa devono saper fare le imprese, sia per valorizzare e trattenere il capitale umano, sia per attirarlo da altri luoghi. La proposta che vi faccio è di unire tutti questi puntini, di attribuire il nome di filiera sostenibile del capitale umano al segmento non lineare che ne uscirà e di fare anche vostra l'idea che il capitale umano si genera in momenti e in luoghi diversi, con il contributo sia di istituzioni dedicate, scuole, università, centri di formazione, sia di attori sociali che abitano gli spazi del lavoro e animano la vita di comunità. Con questo cambio di prospettiva emergono due fattori promettenti, le interdipendenze e le transizioni. Cominciamo con le interdipendenze. Il contributo di ogni attore lungo la filiera è specifico, ma non è isolato. Alla filiera sostenibile del capitale umano servono ingenti investimenti per azioni incisive, creative ed equilibrate su tutte le componenti della filiera. Debellare la povertà educativa, formare le persone per i lavori che verranno, uscire dalla trappola della contrapposizione tra lavori ricchi e lavori poveri, ripensare spazi, relazioni e flussi tra i territori. Passiamo ora alle transizioni. La transizione tra una fase e l'altra della filiera è un tema vecchio, che ha però bisogno di nuovi modelli di gestione. A volte la transizione è lineare e gerarchica e si coordina con le procedure. Si pensa al passaggio dall'istruzione primaria a quella secondaria. Altre volte è meno lineare e poco gerarchica, dal diploma al lavoro, o agli ITS o all'università, dalla laurea triennale al lavoro o alla magistrale o al master o ad altro. E in questo caso l'uso di procedure standard deprime il valore del capitale umano. Altre volte ancora la transizione è un percorso lungo itinerari sia noti, delle vere e proprie navette, dal lavoro alla formazione e viceversa, sia inediti o inesplorati.
Alla filiera sostenibile del capitale umano spetta il compito di combinare e ricombinare tempi, spazi e modelli di apprendimento, di tracciare il segmento che unisce i puntini e di dargli un significato.